due squadre che comunque hanno caratterizzato questo campionato. Bisogna dare i meriti al Cesena per il campionato che hanno disputato, perché hanno fatto un grande campionato con un rullino impressionante e anche oggi l'hanno dimostrato, semmai ce ne fosse stato bisogno. Quindi credo siamo stata l'unica squadra che non ha perso contro il Cesena, però bisogna dire che il Cesena anche oggi ha dimostrato di essere una grande squadra e non a caso quanti sono 94 punti, non mi sembra, 93, non si fanno per caso. Quindi è stata una partita al primo tempo, l'abbiamo giocata di più, secondo me il secondo tempo ci siamo abbassati forse un po' troppo, non so se per merito loro. O anche secondo me è subentrata anche un po' di, non dico paura, però di raggiungere questo secondo posto, insomma è stata un po' una liberazione, anche se poi è anche vero che il secondo tempo abbiamo avuto due grosse occasioni, una con Zecca e una con Rocco, dove alla fine anche rischiando potevamo vincere la partita. Mister, innanzitutto complimenti, un secondo posto storico per la storia del club. Ripercorriamo un po' questi 3 anni perché sono stati pazzeschi, dalla nata in Serie D, playoff vinti, l'anno scorso una promozione in rincorsa con esonero e ritorno al futuro con Greco, e quest'anno invece è una stagione storica. Se lo sarebbe mai aspettato 3 anni fa? Sicuramente sono stati 3 anni intensi perché insomma Sassari, Cadores è una piazza esigente, una piazza dove c'è calore, dove c'è passione e tante volte insomma non ti perdonano neanche un minimo errore. Però l'impresa che hanno fatto questi ragazzi quest'anno è qualcosa di straordinario. Sicuramente nessuno si aspettava all'inizio campionato di poter fare questo, arrivare a questa posizione di classifica, e il merito è tutto dei ragazzi. E vorrei sottolineare anche il lavoro di tutto lo staff perché è stato fondamentale secondo me, e adesso affrontiamo questi playoff in modo secondo me anche, come posso dire, come abbiamo affrontato tutto il campionato, sbarazzini, cercando di giocare, di fare la partita e poi vediamo. Ecco, il fatto anche mentalmente, no? Di arrivarci da testa di serie, cambiano un po' quelle che sono state le gerarchie della stagione, che avete iniziato quasi da outsider, poi vi siete confermati, ai playoff verrete visti come la squadra da battere, anche quello cambierà a livello mentale, magari. Sicuramente noi daremo tutto, dovremmo essere bravi mentalmente, a essere pronti e a sapere anche gestire questo periodo di inattività, quindi vediamo un attimino. Però l'importante è che ragazzi affrontiamo questi playoff in modo proprio per giocarcela contro chiunque. Sicuramente credo, entrando nei quarti di finale, incontreremo sicuramente grandi squadre. Quindi, però ripeto, noi faremo di tutto per giocarci le nostre carte. Faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Zecca, perché è una stagione straordinaria. Può rimanere un minimo di dispiacere il fatto di aver beccato l'unica stagione magari dove c'è un Cesena che rischia di pareggiare il record del Catanzaro? Rammarico no, perché io credo che in un anno c'è sempre quel mese dove c'è un po' di calo, di flessione. Il Cesena è stato bravo in questo, perché è stato costante tutto l'anno, ha dimostrato una forza mentale, una fame di raggiungere l'obiettivo, quindi direi più che altro il merito del Cesena. Ne approfitto perché ci vediamo, perché poi andate a Pineto per l'ultima. Come si organizza la preparazione playoff? Cioè farete un ritiro qua, lo farete fuori per cercare anche di fare delle amichevoli? Avete già pianificato? Ma sai, amichevoli vediamo chi troviamo, perché non è neanche facile trovare squadre in questo periodo. Sicuramente forse se non ci sono un certo tipo di amichevoli è più allenante fare una partita tra di noi, volendo. Però valutiamo, insomma, vediamo, ci mettiamo a tavolino e decidiamo un po' come il programma, come gestire questi 20 giorni. Partiamo dalla fine, mister. Un intero stadio che applaude tutti, dal primo all'ultimo. È stata la manifestazione della bella sfida che c'è stata in questo campionato, con due squadre che sono date
battaglia per gran parte del campionato. È stata il giusto epilogo per dare il giusto merito a due squadre che hanno fatto un grandissimo campionato. E si può dire, anche se sembra un eufemismo, Torres bestia nera, non si riesce a vincere. Sì, bestia nera, anche se oggi, se c'era una squadra che doveva vincere, era il Cesena. Anche oggi i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, per qualità, per voglia, e tenere alte le motivazioni a questo punto del campionato non è facile. Invece questi ragazzi ogni giorno, ogni partita mi sorprendono, perché hanno voglia sempre di crescere, di migliorare. Ho qualche dubbio sul rigore, sulla posizione di partenza di Scotto, ho qualche dubbio sul presunto rigore su Carbò nel primo tempo, però la squadra ha fatto la partita che doveva fare contro una squadra forte, organizzata, con qualità, è riuscita a avere sempre l'inerzia della gara, a volerla vincere, a creare dei presupposti per far gol. Poi finita così accettiamo anche questo risultato. Cristia come sta? Che è successo? Ho visto che lo portavano fuori di spalla alla fine. No, lui c'ha un problema alla caviglia, che ha avuto una grossa distorsione 2 o 3 settimane fa, se la porta dietro. Probabilmente si è riacutizzato un pochettino il dolore della caviglia. Cosa le è piaciuto di più dal punto di vista della reazione dopo il gol preso? Ma che hanno continuato a giocare, hanno continuato a volerla riprendere, a volerla vincere anche fino alla fine, perché ha fatto una grande parata il portiere su un colpo di testa di Silvestri, e questo è lo spirito che mi è piaciuto. Hanno cercato di giocare sempre, di occupare bene gli spazi, attaccare bene gli spazi, con qualità, con ritmo, e questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Mister, avete fatto una stagione da record, è un peccato forse che non potete giocarvi per il record fino alla fine di quello di Lo possiamo eguagliare Potete eguagliarlo, Sì. esatto, non potete batterlo. e ci proveremo anche a eguagliarlo. E poi invece le chiedo una domanda più da giornalista a sardo: come vede i playoff in generale? Lei non è un altro esperto, lo sa. Playoff è come ci arrivi. Non c'è una favorita, non ci arrivi dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico. Può essere un vantaggio entrare alla fase finale, può essere uno svantaggio se la gestisci male. Quindi l'aspetto mentale e psicofisico è la cosa più importante. Non ci saranno partite facili o favorite per vincere il campionato. Ci sono squadre attrezzate sicuramente, ma poi questo periodo e come lo gestisci che farà la differenza. Giuseppe, partiamo dal risultato storico. Questo 1-1 vi dà la certezza del secondo posto, sarete testa di serie del girone ai playoff. Che innanzitutto le emozioni di un traguardo così, e poi anche il fatto di non aver mai perso stagione contro il Cesena. Sì, è una giornata secondo me da ricordare. Finisce in fretta la gioia, ce la godiamo sino all'inizio della prossima settimana. Consapevoli che abbiamo fatto qualcosa di insperato, qualcosa di inimmaginabile a inizio anno, non per noi che partita dopo partita ci siamo convinti sempre di più della nostra forza. Abbiamo attraversato momenti non semplici, ne siamo usciti da squadra, anche oggi contro una squadra che nonostante avesse già vinto il campionato ha dimostrato di onorare il campionato sino all'ultimo, e noi ci siamo fatti trovare sicuramente pronti. Poi la partita è andata come è andata, potevamo vincerla, potevamo perderla, però comunque ci lascia tante cose positive per il proseguo di questo campionato. Giuseppe, playoff e Mastino di solito sono un'abbinata vincente, il Non tuo sempre. periodo, ogni tanto, quando conta. Alle volte è andata molto bene, una volta è andata parecchio male, però sì, è un torneo, dai, alla fine è un nuovo torneo, è una lotteria, si gioca di nervi alla fine. Questa squadra ha il carattere giusto per affrontarli e regalare altre soddisfazioni a se stessa e poi a tutta la piazza. A livello personale come stai? Rientravi da una serie di infortuni, non stavi benissimo, dei minuti comunque importanti oggi, una gara intensa, come ti senti? Sì, abbiamo fatto questi 20 giorni di infortunio, li abbiamo utilizzati anche per curare altri problemini che portavo dietro da un po'. Era importante oggi fare un buon minutaggio,
in una partita importante anche per riprendere il ritmo partita. Sto bene, quindi adesso ci sono una settimana prima di Pineto e poi altri 20 giorni per preparare quella che sarà l'andata dei playoff. Ecco, da giocatore esperto avere così tanti giorni, no? Tra la fine del campionato e i playoff, bisogna anche essere bravi a gestirsi forse anche nella mente oltre che nel campo. Sì, sicuramente è un periodo dove la gestione, soprattutto dell'emotività, è fondamentale, vanno tenute alte le motivazioni, non è semplice quando non giochi per molto tempo, soprattutto in Sardegna penso che sia difficile anche riuscire a fare dei match che ti permettano di allenarti, però ripeto, questa squadra penso che possa sopperire a qualsiasi tipo di difficoltà. Riccardo, innanzitutto complimenti, traguardo storico, questo secondo posto l'avete voluto, lo centrate nell'ultimo in casa con 1-1 bello contro il Cesena, forse se l'avessero detto quando sei tornato in Sardegna non ci avresti creduto neanche tu. No, penso che nessuno sarebbe immaginato un campionato del genere. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine, a mantenere il secondo posto perché non era facile, perché una volta che sei là comunque poi magari ti può mancare qualche motivazione, però siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione e a chiuderla, diciamo, oggi anche con un pizzico di rammarico perché potevamo vincere, ma purtroppo poi anche il palo alla fine di Ruocco grida ancora vendetta, però va bene così perché siamo contenti e abbiamo centrato l'obiettivo del secondo posto. Diciamo che mentalmente, al di là del dover chiudere il discorso del secondo posto, questa era una sorta di antipasto playoff contro una grandissima squadra, forse gli stimoli giusti anche per poi avere quella pausa e ripartire fuori. Esatto, come hai detto tu, sicuramente questo è un anticipo dei playoff, sapevamo di dover far bene per ritrovare quell'entusiasmo che magari nelle ultime partite è venuto un po' meno e siamo stati bravi a farlo. Chiaramente abbiamo incontrato una squadra fortissima che ha meritato di vincere il campionato senza dubbio, non ha avuto nessun calo, quindi bravi loro e complimenti. Avete fatto qualcosa di straordinario, ma un pochino ve lo siete chiesti, ma proprio quest'anno dovevamo trovare il Cesena, perché bastavano i punti fatti fino a qui in altre stagioni per andare insieme. Sì, sicuramente, un po' come magari dicevano loro, avrebbero potuto vincere a gennaio tranquillamente, invece siamo stati noi a dargli un po' di fastidio. E abbiamo un rapporto particolare insieme con la Sardegna, cioè tu prendi un aereo, un traghetto, arrivi qua e di solito fai gol. Ma infatti è capitato anche l'anno scorso, ma l'avevo detto già in settimana, cioè nel senso che mi portava bene, infatti come è successo anche oggi, che poi tra l'altro è stata una partita bella perché comunque è una squadra che si è giocato un campionato fino a pochi mesi fa con noi, una squadra forte, però noi sapevamo quello che dovevamo fare, l'avevamo preparata bene e alla fine è uscito un pareggio, ma sto bene. Quali sono state le cose migliori che hai visto del Cesena e quali le cose che vi hanno messo più in difficoltà? Non ho sentito Quali bene. sono state le cose migliori che hai visto dal campo del Cesena e quali le cose che ti hanno messo più in difficoltà? Ad oggi? Ti hanno messo più in difficoltà nella gara di oggi? Sì. Ma secondo me, parlo della mia squadra, siamo stati bravi nel palleggio. Abbiamo fatto una bella partita, anche perché l'avevamo preparata bene tutta la settimana. I miei compagni sono stati pronti per questa partita e ti dico ci siamo divertiti. Il gol della campagna? Ma il gol l'ho attaccato 7 volte alla profondità e una volta mi è andata bene. Ho fatto lo stop lì, poi ho fatto gol con Mancino che non è il mio piede, però mi è andata bene. Magari una battuta, se l'anno prossimo clamorosamente il Cesena non ti confermasse, bussa dalle parti del Vanisano, visto quando ti porta bene allo stadio. Ma sinceramente sto bene a Cesena, poi non si sa mai quello che succede. Buonasera a tutti, io questo è un momento molto triste perché matematicamente abbiamo retrocesso e adesso quello che ci resta è lavorare, vedere le opportunità se ci sono del ripescaggio o se no lavorare nel progetto anche di andare su a livello D. In settimana presenteremo tramite conferenza stampa quali sono i piani futuri dell'Ovvia Calcio. Grazie a tutti. Buonasera.
Ritrovare la vittoria in casa mai arrivata nel girone di ritorno, questo è l'obiettivo di un Costa Orientale Sarda che vuole provare a chiudere in crescendo il proprio campionato. Dall'altra però c'è un San Marzano che ha lo stesso obiettivo per provare a chiudere definitivamente la pratica salvezza. Ora è tempo per provare a girare pagina e concludere questo campionato nella maniera migliore. Ora palla di Ferrari che allarga per Camarà, può puntare su lui, si rientra sul destro il numero 19, prova a liberarlo, lo fa ora e Sciascia si distingue subito per l'intervento. Cominciare invece no, perché c'è Piredda che col piede mette l'occasione ghiotta per Gallo. Piredda, Munoz però non controlla bene, allora Cos che può andare sull'altro lato. Santoro punta il fondo, il numero 43, gran palla messa in mezzo, arriva Ladu! Pietro Ladu, 1-0 Costa Orientale Sarda. Vantaggio Cos, grande azione di Giacomo Santoro sulla sinistra. Si combatte in area di rigore, Munoz, palla insidiosa in mezzo sul secondo palo. Bravo anche Piras però a leggere subito il movimento di Camarà. Allora può rilanciare il Cos. Finisce qui il primo tempo. San Manedettese, Teramo, Lumezzane tra le altre, anche ex Cavese. Si riparte, va proprio il numero 30 alla battuta, alla nel mucchio, serie di contrasti, non c'è nulla però, e allora Mattia Floris può far allungare il Cos. Ladu tocca per Sulis che vince il duello con la spalla, poi serve Santoro che arriva, parata con il corpo da parte di Cevers, ma non è finita, poi il taglio di Piredda che fa muovere gli avversari, poi prova col mancino e poi di testa il numero 10 andrà al tiro, ci prova Ladu, il sinistro, il Costa Orientale Sarda botta secca dalla distanza ed è 2-0 per il Costa Orientale Sarda. Ancora Pietro Ladu, parte ora Giuliano, palla corta per Mancini che può andare col sinistro, palla a terra Leonardo Sciascia, Musso scivola Cabidu nel tentativo di provare a recuperare il pallone. Era Bacio Terracino, può rientrare sul destro, lo specchio, poi prova la conclusione lo stesso. Bacio Terracino, la sovrapposizione di Mancini, il pallone col Mancino, la palla che rimane lì, il palo. Dialoga con De Montis che si può accendere, c'è il taglio di Cabidu che ora finisce in fuorigioco, prova la conclusione, allora De Montis, Cevers è incerto ma tocca quanto basta per mandarla in calcio d'angolo e finisce qui 2-0 per il Costa Orientale Sarda. Mister Francesco Loi, questi punti si aspettavano da tanto, soprattutto in casa, o meglio una vittoria si aspettava un po' da tempo, è arrivata finalmente con una prova di qualità ma anche di carattere contro un avversario che comunque ha provato anche a dire la sua. Sicuramente è arrivato contro un avversario ostico, costruito per fare un campionato di altissima classifica, però ti dico è vero, il risultato non arrivava da tanto ma le prestazioni sono state importanti. Ostia, Nuova Florida, la stessa partita contro la Cavese, penso che la squadra in campo abbia sempre dimostrato di valere e di avere comunque dei principi importanti di gioco e anche di poter seguire un attimino quelle che sono le indicazioni che sono state date a inizio girone di ritorno per la prosecuzione di questo progetto, quindi giocare con tanti ragazzi giovani, molti sotto età, alcuni anche di 3 anni come Sciascia, 2006 oggi Rarinca che comunque non era la prima uscita. Diciamo che oggi è arrivata anche la vittoria che rende merito al lavoro di tutti, rende anche giustizia comunque a un campionato importante fatto finora. È ovvio che si poteva e si può fare sempre qualcosina di più, però nel calcio io sono abituato anche a soffrire e anche e soprattutto a rimanere molto freddo nei momenti difficili. Il girone di ritorno nostro è stato
uno specchio a due facce, lo guardi da una parte, abbiamo fatto grandissime cose nella valorizzazione dei giovani, nella crescita del progetto, lo guardi dall'altra, guardi solo il risultato, ti sembra che sia fatto malissimo, mentre la qualità, il livello della squadra è salito secondo me anche rispetto ad alcune partite del girone d'andata, solo che nel calcio si deve imparare a vincere e anche accettare le sconfitte. Ecco, adesso arrivano altre due giornate per chiudere un po' il cerchio, 2 partite difficili contro 2 squadre che sono dentro in pieno nella lotta playoff, però insomma la squadra sembra aver recepito quello che magari chiedeva anche qualche settimana fa. Sono arrivate prima le prestazioni, oggi è arrivato anche il risultato, ma è una squadra che ha risposto e si è fatta trovare viva, insomma, anche alle sue parole. Sì, ma andremo a Roma domenica, cercheremo di portare almeno 1-2 2008 del campionato allievi che hanno vinto il campionato, per iniziare a dare un po' di minutaggio anche loro in questa categoria. Chiuderemo in casa col Cassino premiando il lavoro e i sacrifici fatti dalla società in generale e dando anche merito al lavoro fatto dai tecnici e dagli staff del settore giovanile. Noi siamo per loro una grandissima opportunità e non dobbiamo rimanere un'opportunità solo a livello ideale, ma dobbiamo esserlo a livello materiale, quindi tutto quello che si sta facendo questo girone di ritorno ce lo troveremo molto utile nel prossimo campionato, dove potremo avere un gruppo importante di ragazzi dal 2006 al 2008 che partiranno già in ritiro con la prima squadra. Ecco, a proposito di questo, le chiedo prima le condizioni di un altro giovane, ovvero Cogotti, che è uscito purtroppo sul finire del primo tempo, e poi dall'altra, proprio su questo, è arrivata comunque un'altra soddisfazione durante la settimana, perché Enrico Loi e Leonardo Sciascia sono stati convocati nelle rispettive selezioni giovanili della LND, quindi insomma anche questo è un altro sintomo di quello che è stato il lavoro di quest'annata. Per quanto riguarda Cogotti, aspettiamo passino 24 ore per poi andare a fare degli esami strumentali per capire qual è l'entità dell'infortunio. Dispiace perché è un ragazzo che è stato molto sfortunato quest'anno, un ragazzo che viene osservato durante l'anno da tante società professionistiche, in questo momento avrebbe potuto raccogliere, ma sicuramente avrà le sue occasioni e il modo di agganciare quel treno che merita. Per quanto riguarda le convocazioni dei ragazzi in nazionale, sono state 3, perché è stato convocato anche Simone Loi, che per motivi personali non ha avuto la possibilità di partecipare al primo raduno, spero venga richiamato. E questo per noi vale molto più di un ingresso effimero in un playoff che ci avrebbe comportato solo per... Alessandro Cadau, aspettavate questa vittoria da un bel po', finalmente oggi è arrivata con una prova di carattere ma anche di qualità, nonostante anche la doppia inferiorità numerica che poi si è creata nel corso della gara. Sì, confermo, hai detto bene, mancava da tanto tempo e la cercavamo tanto, volevamo tornare in casa alla vittoria, quindi abbiamo fatto di tutto per vincere, si è visto, grande cattiveria, grande agonismo in campo, siamo riusciti anche bene a sviluppare quello che avevamo provato, quindi grande vittoria, grande carattere, è importantissimo tornare a prendere i 3 punti. Ecco, avete cambiato anche un po' forma durante la gara, non solo per le espulsioni, abbiamo visto anche purtroppo l'infortunio di Cogotti, però in generale anche dal punto di vista tattico ho visto che San Marzano ha provato a muovere tanto il pallone. Che partita è stata secondo te? Sì, sapevamo che era una partita difficile perché loro comunque con i 3 dietro, i 4 a centrocampo ci mettevano un po' in difficoltà nelle uscite, però l'abbiamo preparata benissimo, siamo andati forte, abbiamo messo il giusto ritmo, quindi abbiamo messo la partita in discesa col gol di Pietro, l'abbiamo tenuta e poi siamo riusciti ad allungare, quindi la partita è stata in discesa da quel punto di vista. Poi sì, abbiamo un po' sofferto alla fine perché comunque con la doppia espulsione, ma secondo me abbiamo fatto una grande gara, abbiamo gestito bene su tutti i punti di vista. Ecco, ora si va nuovamente in trasferta in casa della Romana, poi si chiuderà qua con il Cassino. Come un po' accaduto nel girone di ritorno, si alza nuovamente il livello, però questa vittoria vi aiuta tanto per un rush finale dove magari potete provare a battere il record della scorsa stagione. Sì, assolutamente sì. La tendenza è quella di scendere in campo, vincere, fare grandi prestazioni, dare tutto. Poi il campo molte volte dice altro, ci sono 1000 difficoltà, però adesso ci godiamo questa vittoria
oggi, martedì torniamo sereni al lavoro come stiamo facendo ormai da qualche settimana e niente, domenica la prepareremo e vedremo, sappiamo che affrontiamo una grande squadra, l'andata ci ha dato una bella lezione sotto tutti i punti di vista, quindi cercheremo di rimediare anche a quella figura che abbiamo fatto all'andata. Leonardo Sciascia, come dicevo anche con Capitan Cadao, insomma, è arrivata una vittoria che cercavate da tanto tempo. Non è stata una partita semplice, però ce l'avete fatta in fin dei conti. Sì, esatto, è stata una partita di grande intensità, perché comunque gli avversari hanno attaccato tanto e soprattutto nei primi 5 minuti dove stavano spingendo avanti, però comunque grazie ai miei compagni di squadra in difesa siamo stati molto bravi a respingerli e a portare avanti, a cercare la profondità. Alla fine pian piano insieme ci siamo riusciti. Oggi siamo riusciti a portare questi 3 punti a casa che non portavamo da tanto tempo. Siamo molto contenti da questo punto di vista. Ecco, oggi siete riusciti anche a non subire gol, non capitava da un po' di tempo, quindi una soddisfazione in più anche per te. Sì, esatto, devo ringraziare soprattutto i miei compagni difensori perché mi hanno aiutato tanto loro, mi chiamano fisso la palla, mi aiutano. Io comunque oggi ho cercato soprattutto la profondità perché loro venivano ad attaccare molto alti, quindi li facevo salire, siamo stati tutti bravi, dal primo all'ultimo. Ecco, ti chiedo cosa ti aspetti, adesso mancano chiaramente due partite al finale, però cosa ti aspetti, cosa vi aspettate in generale per questo rush finale? Noi come sempre dobbiamo puntare a vincere, perché comunque altri 6 punti ci fanno comodi per la classifica, per cercare di arrivare ai playoff, ma anche se non ci arriviamo comunque arriveremo orgogliosi a fine campionato. Ecco, in chiusura ti faccio però una domanda perché in settimana è arrivata anche la convocazione con la selezione Under 16, che soddisfazione è? Questa è la tua prima stagione tra i grandi, però questo è un altro tassello che si aggiunge. Insomma. Sì, esatto, adesso lo colleziono, sì, molto bello, non me lo sarei mai aspettato. Piano piano adesso cerco di puntare sempre più avanti. Spareggio salvezza al Piccirillo di Santa Maria Capovetere, Gladiator contro Atletico Uri. Benvenuti a tutti gli amici della Sardegna in collegamento diretto con il campo di Santa Maria Capovetere. Tra qualche istante vi trasmetteremo la partita tra la formazione nerazzurra e l'Atletico Uri. Noi tutti siamo grati per il tempo che avete dedicato al colore del Gladiator. Ora dateci dalla sottosegretario, per sempre icona nerazzurra. Ciao Alfonso, grazie per tutto quello che hai fatto per il Gladiator e questo è un piccolissimo omaggio che chiaramente il club ha voluto tributarti per tanti anni in maglia nerazzurra. Di fatto sei stato un pezzo di storia nerazzurra. Minozzi dà il via alla gara, una partita a tutti, allora di fatto insomma, è a un punto dalla salvezza diretta, il Gladiator ne è a 4, per 2 sconfitte non si può dire. Manzis stacca di testa, nasconde il cross, allontana la difesa, poi Castaldo lo stop, il tiro, palla che finisce fuori, pericolo di come lo Stiamare che insomma è abbastanza. Intanto Messina entra nel rigore, Messina la risposta di Tirelli e poi sbroglia, lascia a Rabò il destro di Rabò, prova a servire proprio Fadda, c'è la rete dell'Uri che sblocca il risultato. Torre di Fadda e arriva il gol dell'1-0 per Castaldo, non ci arriva Messina solo per un attimo, poi Danna alla buona Navas, il tiro, ancora la conclusione, la gran parata di Tirelli. Conclusione da fuori, rischio, poi si fa aiutare la Pisano, finisce così dopo un solo minuto di recupero 0-1 tra Gladiator e Atletico Uri. Onesto in aria, il cross, lo stop di Messina, il tiro alto.
Danna, il cross di Danna, palla buona e poi Castaldo e anche il 14 Esposito. Rosso diretto per entrambi. Con questo rosso sicuramente, insomma, tanto Castro, tiro fuori, Visconti, entra in area Visconti, va sul fondo il cross, palla buona Mancini, anzi era Danna, palla alta, finisce qui l'Atletico Uri, vince a Santa Maria Capovetere. Buon pomeriggio dallo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore. Oggi per raccontarvi la 32esima giornata del campionato di Serie D, Girone G. Si affronteranno qui la Nocerina di mister Marco Nappi e il Latte Dolce di mister Marino. Il loro ingresso in campo, la Nocerina si schiera con un completo interamente verde, il Latte Dolce con un completo azzurro, pantaloncino poco all'inizio del match, sentire al Sassari di rientrare più agevolmente in Sardegna. In memoria di Enzo Catapano, una voce eterna che stimavo tanto, un amico, un professionista, un molosso vero. Ciao. Iuri. Manca davvero poco, arriva il fischio, la Nocerina a giocare il primo pallone del match, Vecchione sulla sinistra per a provare la spizzata verso la porta di Fantoni, pallone basso, arriva il tiro del numero 4, finisce tra i piedi di Pinna, pronto al cross, proprio il Citarella che tocca il pallone ma era in posizione di offside, si riparte. Parte Pinna, secondo palla Cardella, lo sfiora Liurni, arriva il tiro, non riesce ad inquadrare la porta, in mezzo a 3, ancora Pinna a recuperare il possesso del pallone sulla sinistra, parte il cross di Pinna, Liurni di testa da 5 metri, alza il pallone, lancio lungo con le mani all'interno dell'area di rigore, viene contratto il pallone, Vecchione prova il tiro, finisce sui piedi di Liurni, prova a tirare Liurni, viene contratto. Liurni sull'auto di destra, parte il cross di Liurni all'interno dell'area di rigore, Cardella colpisce il pallone ma la sfecca rasta. Vecchione avanti per Cardella, si gira Cardella, prova il tiro Cardella, questa volta la potenza c'è all'interno dell'area di rigore, di testa lontana Capeccia, pallone tra i piedi di Liurni, lo mette a terra, prova a girarsi, parte il controcross di testa. Liurni entra all'interno dell'area di rigore, ha un uomo davanti a sé, prova il tiro, ancora Liurni, cross al centro dove non c'è nessuno, recupera il pallone Carotenuto, parte il tiro di Carotenuto, destra per Liurni, entra all'interno dell'area di rigore, Liurni, prova il tiro, Citarella di testa, non riesce a mettere il pallone in rete, ancora Liurni, prova ancora il tiro, tempo. Parte il lancio di guida all'interno dell'area di rigore, sul secondo palo Citarella tocca il pallone, ma la sfera finisce oltre le linee perimetrali e finisce qui il primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, tanta Nocerina ma poca incisività. Finisce così il primo tempo con qualche fischio che parte dalla tribuna. Appena la signora Deborah Bianchi emetterà il fischio. Appena la signora Deborah Bianchi emetterà il fischio della Nocerina, non clamoroso, 0 quelle del Latte Dolce, partite in questo istante. Non è indietro per Capeccia, che lo scarica. Stesso Garofalo con le mani per guida, ancora Garofalo, parte il cross all'interno dell'area di gol, Cardella, il gol di Cardella, torna al gol Cardella.
Ovviamente toccherà al sinistro di Agostino Garofalo. Parte Garofalo. Ecco! Ancora lui, il nonno rossonero, a mettere il pallone in gol. Crasta di testa, si alza e tocca il pallone, poi lo riconquista Guida, buona la giocata, pallone avanti per Cardella, sul limite del fuori gioco Cardella entra nell'area di rigore, parte il tiro, non c'era nessuno a seguirlo. Rossi mantiene il pallone in campo, serve Gaetani, buona la determinazione di Rossi, ancora Rossi, prova il tiro Rossi, para Carboni, ancora Rossi, Gaetani recupera la sfera, parte il cross, ancora Carboni, Rossi all'interno del rigore, porta il tiro, però l'arbitro del latte dolce, Rossi, Maimone in avanti, pallone per Cardella, al limite dell'area di rigore, arriva Cardella in area di rigore, in mezzo a due, tocca il pallone, ma la sfera finisce di un soffio al lato, parte il cross, Fantoni lo smanaccia, attenzione, forse c'è un colpo di mano, sì, l'arbitro dice che è finita, è finita. Pregiudicata la corsa ai playoff, il secondo posto che